Brigadiere Giacomo Renato, appuntato scelto Enrico Salvatore Auguriaro, addetti al nucleo operativo radiomobile della compagnia di Paragonia. Maresciallo aiutante Alfio Polisano, comandante della stazione di Catania e Piazza Verga. Vice brigadiere Davide Corvaglia, appuntato scelto Carmelo Impellizzeri, addetti alla stazione Carabinieri di Sant'Alfio. Luogotenente in congedo Francesco Biombi, maresciallo aiutante Salvatore Rosario Caruso, maresciallo capo Sergio Lemura, maresciallo capo Carmelo Ricciardi, appuntato scelto Mario Pagana, addetti al nucleo operativo radiomobile della compagnia di Randazzo. Compagnia, addetti! Comandante ed addetto ad aliquota radiomobile di compagnia distaccata operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità, evidenziando elevata professionalità, spiccato intuito investigativo e non comune senso del dovere, coordinava, partecipandovi personalmente, prolungata attività di indagine che si concludeva con l'arresto in flagranza di 2 malviventi responsabili, tra l'altro, di una tentata rapina ai danni dell'istituto di credito. Paragonia, ottobre 2013, 3 febbraio 2014. La ricompensa viene consegnata dal prefetto di Catania, dottoressa Maria Guglia Federico. Comandante ed addetto a stazione distaccata, evidenziando spiccate qualità professionali, alto senso del dovere e non comune intuito investigativo, conduceva complessa attività di indagine nei confronti di un sodalizio criminale responsabile tra l'altro di furto e truffa. L'operazione si concludeva con l'arresto di 5 persone ed il recupero di parte della refurtiva. Catania e provincia, febbraio-maggio 2014. La ricompensa viene consegnata dal Presidente della Corte d'Appello di Catania, dottor Alfio Scuto. Comandante ed addetto al nucleo operativo e radiomobile di compagnia distaccata, evidenziando spiccate qualità professionali, alto senso del dovere e non comune intuito investigativo, conduceva complessa attività di indagine nei confronti di sodalizio criminale responsabile di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione, che consentiva di trarre in arresto 7 persone in flagranza di reato, si concludeva con l'esecuzione di misura cautelare nei confronti di 16 indagati. Provincia di Catania e Reggio Calabria, luglio 2012, marzo 2014. La ricompensa viene consegnata dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania, dottor Salvatore Scalia.